destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ben ritrovati Piederoli, eccoci qua con la seconda parte del capitolo 6. Oh, quindi andiamo subito a fare un bel combattimentino contro il villaggio umano blu. Cerco di non farmi seccare unità, però non sarà facile, il cazzo di nano, un fortissimo nano, a parte che è resistentissimo. Comunque, intanto che combatto vi faccio un po' di micrare per salvarmi l'unità. Allora, cosa avevamo fatto nel capitolo precedente? Avevamo liberato le viverne. Le viverne sono molto importanti perché se massate sono devastanti, secondo me, anche perché potendo volare, essendo molto agili, possono arrivare a focussare l'unità, ovvero concentrare tutto il loro attacco sull'unità, seccarla quindi in quasi una raggiata di attacchi e poi scappare e andare indietro e fare così aras avanti e indietro. Dopo vedrete. Cosa avevamo fatto? Avevamo liberato quindi solo le viverne, che era la prima missione facoltativa. Adesso non ci resta che andare a liberare la fontana, ovvero andare a uccidere il capo dei centauri di questa zona, che si trova qua. E adesso vedrete un po' di combattimento, non sono fortissimi, è quello lì con quell'aura addosso. Anche qui cerco di salvarmi più unità possibili. Guardate come sono devastanti. Guarda come scende la vita, e quello è bello resistente. Guarda come menano. Ecco, il problema è che questo stronzone adesso rinasce. Ha la magia di sesto livello, che sarebbe poi quella del mio eroe, di Cairn. Perché il capo dei Tauren, come magia di sesto livello, ha la possibilità che rinasce. Ok, quindi adesso abbiamo preso l'oggettino, dobbiamo tornare qui alla fontana, in modo tale che adesso le unità non hanno bisogno di usare il mana dei Witch Doctor. Ok, qui intanto mettiamo un po' di potenziamenti, mettiamo il veleno alle viverne e ne addestriamo ancora. Guardate che micro. C'ho 3 unità che hanno fin di vita e non sono morte. Mi sa che ne ho perso solamente uno. Ok, il primo obiettivo sarà il villaggio, quello che posso raggiungere a piedi. Perché così almeno dopo mi posso concentrare solo sul villaggio blu. E poi, volendo, potrei anche andare direttamente sopra lì nel villaggio blu. Comunque si vede. Oh. Così liberiamo la fontana. Solo che, come dice il buon vecchio Grom Hellscream,
Bisogna massacrare gli umani. Cazzo, gli orchi sono gli acerrimi nemici degli umani. Non deve camminare, respirare più niente quando passano loro. Ok, adesso aspettiamo il prossimo attacco che sta già arrivando e poi dopo partiamo. Eccoli qua. Solo che così durano veramente mezzo secondo con un po' di torrettine e le mie viverne affidate. L'unica pugnetta, scusatemi, perdonatemi la parola, è che gli orchi in Reign of Chaos non hanno possibilità di dispel, perché dopo in Frozen Throne gli hanno aggiunto un'unità di supporto che ha un dispel ad area, che è una manna per loro, perché sennò praticamente su Reign of Chaos le magie che tu gli fai loro se le stanno e non c'è modo di pulirsene. No, anzi sì, c'è un modo, però non è molto comodo, ovvero gli sciamani, che hanno la magia che purifica, che rallenta un'unità e gli toglie tutte le magie addosso. Il problema è che però contro caster come gli umani o hai tanti sciamani o non serve niente, non è comodissimo. E qui combatto sia contro le unità in alto che contro le unità in basso, ma tanto io le inculo lo stesso. Guardate quanto cavano, se focusano un'unità. Sono devastanti, devastanti. Oh, adesso arrivano anche i girocotteri, figuriamoci loro che hanno 200 di vita quanto durano. Qui perderò qualche unità, mannaggia, non vabbè. D'altronde sto attaccando un villaggio al difficile, non è che lo sto attaccando un villaggio al facile. Quindi me la perdonerete qualche perdita, no? Però vedete le viverne quanto sono utili. Sono devastanti, se poi gli metti anche l'armatura e una cura continua non c'è storia. Infatti sto villaggio è molto easy. Una volta che gli sai chi l'eroe, che ti mette, che ti fa quelle piogge del cavolo, qui sono già andati direi. Oh, e adesso cominciamo a distruggere prima di tutto le strutture che fanno unità. E poi dopo piano piano mi faccio tutta la base. Come vedrete non starò lì a fare altre espansioni, non c'è bisogno perché comunque come vedete ho perso molto poco, tutto l'oro che ho fatto l'ho utilizzato praticamente per potenziamenti e farmi questo esercito qui e secondo me lo sto giocando parecchio bene, dopo voi ditemi cosa ne pensate nei commenti. E in ogni caso comunque una volta finita di distruggere questo villaggio, dopo il resto della missione è abbastanza gestibile, perché gli attacchi ti arrivano solamente da una città e l'unico problema è andarci, perché come vedete loro mi mandano solo unità aeree, perché sono in alto, mi mandano anche le unità aeree più forti che hanno col danno magico, contro gli orchi sono abbastanza forti questi. Io comunque la situazione lì la riesco a gestire anche se mi stanno attaccando, per cui non sto a tornare indietro per così poco. Anche se mi tirano giù 2 o 3 strutture, 2 o 3 torrette. Non mi impensierisco. Preferisco prima finire di tirare giù, di radere al suolo il villaggino in alto. Vediamo se riesco a salvarmelo. Muore. Dai. Vedete che roba? Intanto continuo ad attaccare e difendere. Sì, non sono mosse da prossimo, queste sono mosse. Guarda che riesco a salvarmi la torretta. Grande. Ce l'ho fatta, mi hanno tirato giù praticamente solo due strutturine. E considerato che c'ho solo torrette. Vedete che comunque non serve ammassare tutte quelle torrette, bastano queste. Perché nei commenti della prima parte mi avete detto che come un buon metodo risolutivo sarebbe stato di tappezzarmi di torrette. Il problema è che dopo avrei avuto meno esercito, ce l'ho già provato questo sistema, quindi se tu spendi molti soldi nelle torrette, poi dopo avresti meno esercito e meno potenziamenti per l'esercito, quindi dopo per tirare giù il villaggio come ho fatto io, invece che metterci un attacco, ce ne mettete una vita e nel frattempo che voi ne attaccate uno, l'altro vi attacca a voi e dopo non vi attacca, se vi arrivano anche col nano, vi arriva su lì e mi si è combinata bene gli attacchi, mi si sono combinati bene gli attacchi, ovvero il nano l'ho beccato col mio esercito e in base mi sono arrivati solamente i grifoni alati, quindi questo mi è andato bene. Però secondo me questo metodo qua che sto facendo è quello più buono. Infatti vedete, prima botta, giuro, non ho fatto non ho mai fatto caricamenti, robe varie. Ok, tornando a noi, adesso torno indietro un attimino a sistemarmi le unità, a
ridargli vita e tutto quanto, finisco di farmi i potenziamenti, mi faccio qualche Tauren e con il mio capo Thrall vado a prendermi qualche oggettino lì nel mercato. Qui intanto mettiamo un altro torrettino, non si sa mai, tanto mai direi che l'esercito più di così non serve farlo. Ok, vedete, quella fontana è molto utile, perché sto a non sprecare, perché i Weak Doctor lì con l'ultima magia che hanno loro portano via 200 di mana, loro ne hanno 400, poco meno di 400 penso, e quindi dopo per ricaricarsi ci mette parecchio. Ok, adesso andiamo alla volta del villaggio blu, così andiamo verso, cerchiamo di finire il prima possibile. Vedete, non sto a fare, ho a disposizione altre 2 miniere, ma non mi serve. Dopo dovrei stare a difendere anche quell'espansione lì per nulla. Mi è bastato. Vedete che qui è tutto nascosto, non c'è possibilità di arrivarci in nessun modo, solamente montagne. E quindi mi tocca andare a prendere come si chiamano? I bagagli volanti dei goblin, i zeppelin, ecco. Ricerca completata. Poi ovviamente pattugliano per evitare che tu approdi, pattugliano lì nei confini, vedete, i grifoni alati, perché se ti prendono il tuo Zeppelin te lo mettono a 90. E quindi io vado con le mie viverne. Comunque le viverne sono essenziali in questa missione, senza non ce la faresti fare niente. Attendo ordini. Ecco che ritorno al nano. Gli spiriti sono impazienti. Voi vedete che adesso lo sfrutto meglio, che mi metto lì sul filo della mappa, che posso scappare agevolmente. Adesso vedete, aggiro e prendo questi qui che sono dei spaccamaroni e li prendo da dietro. Vedete che è il difficile poi c'è il netto che ha anche le magie di sesto livello. Al normale non mi sembra. Cerchiamo di salvarci più unità possibili. Sa che non mi hanno ucciso niente. Ma sono devastanti. Vedete, con le viverne ho fatto il giro da dietro. Praticamente è stato perfetto questo attacco. Ho fatto il giro da dietro, io ho preso i Mortal Team, che sono quelli che fanno più danno splash. E poi dopo piano piano ho seccato anche gli archibugi. Quanto ero superiore di numero. Però in questo modo mi sono evitato perdita. E poi adesso mi sono curato l'unità perché non ci voglio tornare alla fontana. E adesso carichiamo tutto e andiamo alla volta del villaggino blu. Verso l'infinito e oltre. Poi verso l'infinito e oltre è imvotabile. È bellissimo come cosa, come frasina. Ok, prima facciamo fuori queste unità che stanno pattugliando il confine. In mezzo secondo ovviamente. Li attiriamo un po' qui per evitare che arrivi tutto il resto dell'esercito. Volante perché c'hanno anche girocotteri. Non vorrei sbagliarmi. Cerchiamo di fare meno danni possibili. Ok, adesso qui mi sono garantito l'approdo. E cerchiamo di fare aras come abbiamo fatto nell'altro villaggio, nel senso non andare subito in tromba. I versi che fanno sti zeppelin sono odiosi. Cioè, non di andare subito in tromba nel villaggio, perché dopo sono pieni di torrette. Ma di cercare di fare più uccisioni possibili stando al di fuori, perché comunque sono in vantaggio, avendo appena distrutto il villaggio, avendo appena distrutto quell'esercito che mi hanno mandato contro. Ok, vedete, così io mi garantisco 0 perdite e loro, perché il computer è stupido, ne ha di più. Ok, adesso risistemiamo visto che ho già messo la staff lì. E aspettiamo. Se vedete degli scattini nel video è perché mi sta laggando ogni tanto e quindi devo ricaricare la partita perché così smette. Con Fraps si vede che oggi non gli va molto bene e non è in forma e quindi mi lagga un gioco che è comunque abbastanza difficile. Vedete, anche adesso mi sta laggando. Ok. Se i secol nano praticamente è finita anche questa. Guarda quanto cava sto cazzo di nano. Tanto secchiamo il resto. Oh, è rotto le balle. Solo che sono più concentrato a tirar giù le torrette, se no diventa tutto. Sì, però basta, è rotto le balle. Guarda che gara. E muore. Torniamo indietro, vedi perché voglio tirare giù le torrette, perché sennò mi drenano. Ecco che perdita ce l'ho anche io.
Niente in confronto alle loro, anche perché loro hanno una velocità di arruolamento che fa paura. Sono il capo. Infinita e oltre. Lo Ok, crearono. e che palle, ma non finiscono mai. Lei è anche morto a tempo. Sono il capo. Allora, cerchiamo di seccare sta torretta. Ok, adesso tanto ho usato l'oggettino della cura. Perché l'unico modo per riuscire a tirare giù un villaggio degli umani è tirare via le torrette. Perché quegli umani hanno i potenziamenti delle strutture, quindi è fatica. Cioè non è che le tiri giù subito. Oh, intanto vediamo il mio Cairn che dà prove di forza insieme all'altro eroe. Ho seccato tutti i paesani che mi sono venuti a rompere i coglioni. Tra lo stomp del Tauren e il fulmine, la razzata sempre del Tauren e il fulmine di Tali. Sì, Ok, adesso diamo sfoggio del potere del nostro capo con un bel terremoto. Facciamola finita. E intanto io mi distruggo tutto con calma. Buoni Lock sul la roche. perché poi avevano due caserme, avevano diverse strutture, altre torrette messe là, quindi là cosa serve la torretta? Per rompere le palle mentre mi distruggo tutto. Guardate il lupo come grande, praticamente più grande di te al Sono il momento. capo. Nessuno sopra. Infinita e oltre. Girocotteri. Guardate quanto dura. Non è che c'hanno 200 di vita, c'hanno pochissima vita. Oh, qui togliamogli la struttura che fa i grifoni alati agli umani. sì. Che così almeno finisce anche di truppare e dopo mi finisco di distruggere tutto quanto con calma. Olè, posto. Direi che adesso mi manca solo questa struttura qua e la caserma lì. Ok, rieccoci qua e finiamo di demolire tutto. Adesso qui ho di nuovo il terremoto. Cerchiamo di tirare giù il più in fretta possibile queste, anche le ultime strutture. Guardatela come ci dà. Lì che si diverte. Guardate le casine. È devastante sta magia di sesto livello. Guardate che roba. È un'impresa, la mia è un'impresa di distruzione, di demolizione. Vale, andato giù. Sono dei nemici qua s'avvolgono. È stato veramente facile con questo sistema, Pederoli. Poi voi ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Aspetta, capo. La giovane incantatrice di cui mi ha parlato Grom. Sembra che anche lei sia in cerca dell'oracolo. Attento, giovane amico. La grotta è il luogo perfetto per un'imboscata. Ma io c'ho i lupi che Non scappano. preoccuparti, Cairn. Sono stato allevato dagli umani e conosco i loro trucchetti. Non riusciranno a impedirmi di raggiungere l'oracolo. Ok. Direi che anche per questa missione è tutto, Pederoli. Ditemi voi cosa ne pensate di come l'ho giocata. Io penso bene, ma comunque non c'è mai sicurezza. Prima di salutarvi però Piederoli vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti, e anche il prologo. Adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video, se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli.